Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a una conferenza stampa che come opposizione in Consiglio regionale abbiamo ritenuto necessario convocare per fare il punto politico su quello che sta accadendo in questa fine legislatura. Ringrazio dunque Elena Ostanel del Veneto che vogliamo, Arturo Lorenzoni, lo speaker delle opposizioni, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Renzo Masolo, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, perché siamo sinceramente molto preoccupati della piega che sta prendendo questo finale di legislatura. Era infatti difficile pensare che la vicenda legata al fine corsa di Zaia come presidente di regione si sarebbe trasformata in un macigno così pesante e dannoso per il Veneto. Credo infatti che ci siano ben pochi precedenti di una figura istituzionale che abbia deciso in maniera studiata di gestire la sua uscita di scena con un atteggiamento così palesemente livoroso, con una trama che sembra raccontare la storia del dopo di me, il diluvio, che mette grandi ostacoli al futuro di questa regione, sia dal punto di vista della gestione finanziaria, di cui diremo nello specifico alcune cose dopo, ma più in generale sugli spazi di agibilità che spetteranno a chi arriverà dopo il presidente Zaia. La volontà della Giunta, che abbiamo appreso dalla stampa, di voler procedere con l'esercizio provvisorio e quindi con la presentazione di un disegno di legge che chiede al Consiglio l'autorizzazione a gestire almeno i primi 4 mesi del 2026 il bilancio della Regione attraverso appunto l'esercizio provvisorio, a nostro giudizio è l'inevitabile conseguenza della volontà del Presidente di spostare la data delle elezioni regionali all'ultima finestra possibile. Ad oggi, infatti, indiscrezioni di stampa, mai dichiarazioni ufficiali, raccontano che le elezioni per la Regione del Veneto si terranno il 23 di novembre, quindi l'ultimo giorno possibile. È chiaro che questa è una volontà politica che Zaia ha perseguito fin dall'inizio ed è a nostro giudizio una strategia irresponsabile che non ha alcuna motivazione di tipo politico, di tipo tecnico, di tipo del bilancio della regione, ma che è esclusivamente legata agli interessi e ai destini personali del presidente uscente. E questo fa impressione, si rileva come una contraddizione profonda rispetto alle affermazioni, alle dichiarazioni di affetto per questa regione che il Presidente continua a mettere in campo. Chi decide di costringere il Veneto a votare il 23 di novembre, obbligando la nostra regione ad almeno 4 mesi di esercizio provvisorio, non vuole bene al Veneto e non ha a cuore gli interessi delle imprese, delle famiglie della nostra regione, che si aspettano non soltanto di avere un nuovo Presidente, un nuovo Consiglio, una nuova Giunta, ma soprattutto di avere risposte ai bisogni che emergono. E non lo diciamo solo noi, lo dicono le imprese, lo dicono i cittadini che hanno delle necessità e che non si spiegano le condizioni drammatiche in cui si troverà la nostra regione nei prossimi mesi. Una giunta regionale che non ha neppure tentato di presentare una proposta di bilancio previsionale per il 2026, una sorta di navigatore che abbandona la nave quando sembra che quella nave non abbia più un luogo sicuro dove condurlo. Un po' come dire: io ho finito, arrangiatevi, tutto il resto non dipende più da me. Questo mentre ovviamente la nostra regione si troverà a fare i conti da qua ai prossimi mesi con delle emergenze sociali sempre più gravi, dovrà fare i conti con la voragine della pedemontana su cui torneremo nelle prossime settimane e che non potrà fare questi conti neppure contando su eventuali politiche fiscali diverse da quelle messe in atto finora, perché l'esercizio provvisorio impedisce di fatto la modifica dell'impianto fiscale regionale. Questa è la realtà in cui il personalismo spregiudicato del presidente di regione conduce la nostra regione, e che non ci vengano a dire che è tutto finalizzato a lasciare libertà, maggiore libertà e autonomia di manovra alla prossima amministrazione regionale, perché il bilancio della Regione del Veneto per il 2026 sarà un bilancio alla canna del gas che prevederà al massimo 40 milioni di risorse libere e quindi di fatto
negherà qualsiasi tipo di possibilità di manovra a chi ci sarà. Un bilancio che sarà blindato sotto i colpi dei debiti pregressi, dei mutui contratti, delle spese non differibili. Per questo motivo siamo qua oggi, ognuno poi racconterà il proprio punto di vista, ma ricorriamo ancora al regolamento per chiedere che nell'ultima seduta del Consiglio regionale, quella verosimilmente del 30 di settembre, in cui saremo chiamati a votare appunto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, il Presidente Zaia si presenti in aula come un atto di responsabilità, quantomeno sotto il profilo politico, delle sue scelte irresponsabili. Non consentiremo politicamente alla maggioranza guidata da Zaia e silente rispetto ai diktat che il Presidente finora ha inflitto al Consiglio e alla politica veneta di chiudere l'esercizio, la legislatura di questa regione di fatto mettendo a repentaglio il futuro dei nostri territori. Cala il sipario tra poche settimane su un ciclo lunghissimo e su una legislatura complicata. La responsabilità di porre la prossima amministrazione regionale in una condizione di difficoltà è una responsabilità che il Presidente Zaia deve assolutamente assumersi venendo in aula, cosa che fa poco abitualmente, ma che stavolta non potrà evitare di fare. Noi siamo qui, lo abbiamo fatto in questi 5 anni, per provare dai nostri banchi di opposizione a dare le risposte ai veneti. Ci abbiamo messo sempre la faccia, avanzando proposte e facendo le nostre battaglie. Riteniamo indispensabile per garantire la dignità delle istituzioni che oggi il Presidente Zaia faccia pure la sua parte, chiudendo in maniera appunto ingloriosa la sua lunga stagione alla guida del Veneto.